Ben ritrovati su Radio.0 in questa seconda puntata di Rifiuti Zero verso una regione sostenibile, la rubrica sulla sostenibilità in collaborazione con l'assessorato all'ambiente della regione Friuli Venezia Giulia, seconda puntata in cui parleremo di gestione dei rifiuti domestici, come farla in modo corretto. Il focus della puntata di oggi sarà sul tema plastica, che secondo i dati del 2019 rappresenta il 13,5% dei rifiuti prodotti dai cittadini, piazzandosi subito dietro a carta e cartone e all'organico. Ricordiamo comunque che il 100% delle plastiche raccolte in Friuli Venezia Giulia vengono trattate in impianti in regione. Sono 7 inoltre i gestori che si occupano della raccolta in Friuli Venezia Giulia, quindi è bene anche informarsi su quale sia il gestore nel proprio comune e quali anche i siti e le app da consultare, ma noi oggi siamo pronti anche a parlarne insieme a Luciana De Mori, responsabile comunicazione a Cegas APS Amga, Giuliano Sponton, direttore generale di Isontina Ambiente, insieme a Cristina Sgubin dell'Osservatorio regionale dei rifiuti ARPA FVG. Andiamo a scoprire insieme di più sul tema. E quindi, dottoressa De Mori, anche se parliamo di Trieste, esiste anche qui questa leggenda in cui tutto quello che gettiamo nei bidoni della raccolta va a finire nel termovalorizzatore, o è un qualcosa che possiamo sfatare? Dobbiamo sfruttarlo assolutamente, ogni frazione ha la sua destinazione. Se parliamo di secco, sappiamo che a Trieste abbiamo la fortuna di avere un termovalorizzatore che accoglie a chilometri zero. Il nostro 55% lo dico perché il resto, cioè il 45%, è invece differenziato, e lì ogni frazione, ogni tipo di rifiuto ha la sua destinazione. Il verde viene destinato in parte a un impianto in regione a Magnago, dove poi troverà come fine vita un biometano piuttosto che un compost, oppure in altri impianti qui della provincia di Trieste, mentre plastica, vetro, lattine vengono destinati a degli impianti di selezione e poi avviati al vero recupero della materia. E inoltre non avrebbe veramente nessun senso per un gestore, per un comune che comunque è il nostro compagno di viaggio, il nostro committente in questo ambito di raccolta, non avrebbe nessun senso, perché raccogliere i rifiuti e raccoglierli correttamente porta anche un valore, in quanto una volta differenziati e arrivati a destino trovano riconoscimento economico presso quei consorzi per gli imballaggi, per la plastica, per il vetro, e quindi diventa un vero e proprio ricavo. Quindi non avrebbe senso. Infatti abbiamo più del 65% dei nostri itinerari di raccolta, ma anche dei nostri contenitori, che sono proprio dedicati alla raccolta differenziata. Per noi è un impegno e lo vogliamo portare a termine nel migliore dei modi. Quindi assolutamente spero che questo non sia più un pensiero così diffuso, ma possiamo magari catalogarlo come un vecchio pensiero che in questi anni ha trovato delle risposte. La necessità di imparare quindi anche a muoverci nella nostra quotidianità, e in caso di dubbi esistono anche degli strumenti tecnologici che possono aiutarci. Sicuramente voi sapete presentarcelo al meglio. Sì, spero che tutti già conoscano la nostra app e il nostro sito che si chiama Rifiutologo, nel quale ogni cittadino può trovare, non solo per nome, ma anche inquadrando solo il barcode che è apposto in tutte le confezioni dei prodotti che acquistiamo, la destinazione che il contenitore e tutte le sue varie parti hanno in termini di differenziazione. Quindi sarà indicato se è da dedicare al secco, alla plastica, alla carta. E qui ovviamente bisogna fare un po' di attenzione, perché se vogliamo parlare proprio di plastica, al di là di quello che è facile da riconoscere, quindi la vaschetta del polistirolo, la busta di plastica, il contenitore del detersivo, dello shampoo, che sicuramente è plastica, ma qui la parola d'ordine è imballaggio per riconoscerlo. Ed ecco che se un materiale è di plastica ma non è un imballaggio, andrà conferito nel secco. Faccio un semplice esempio: se noi andiamo ad acquistare dei fiori e abbiamo un contenitore di plastica che li contiene, quello è un imballaggio. Ma quando io andrò a comprarmi ed avrò da smaltire un vaso o che tengo a casa mia in giardino o in salotto, quello sarà un manufatto che non è imballaggio e andrà conferito nel secco. Naturalmente l'altro classico esempio sono i giocattoli, per esempio. Oppure un'altra casistica molto rilevante e sempre più diffusa è quella dei materiali che una volta erano i cosiddetti monouso,
quindi bicchieri, posate di plastica, e che ora per norma già dal 2021 sono vietati fino a smaltimento, quindi ci sono a volte degli oggetti che ci sembrano di plastica ma che plastica non sono, in questo caso andranno conferiti nel materiale compostabile. Nella prima puntata avevamo anche parlato, era stato raccontato come un acquisto corretto a monte, anche ne parlavamo adesso, possa aiutare anche a gestire al meglio la nostra raccolta differenziata. Come, parlando di etichette, come possiamo anche decifrare le etichette sui prodotti? Quali sono anche le tipologie di plastica e quali possono essere realmente conferite nella raccolta differenziata, se volessimo fare ancora qualche esempio pratico? Allora, intanto tipicamente il simbolo di riciclo della plastica è quel triangolo a 3 frecce, no? Che ha all'interno a volte dei numeri, a volte dei simboli per il mopleno, per altre materie plastiche di dettaglio, che sicuramente indicano il riciclo della plastica, ma molto spesso è proprio scritto, ci sono dei simboli ed è scritto a chiare lettere: riciclo plastica, mettilo nel secco, mettilo nella carta, e questo sicuramente va verificato prodotto per prodotto. Approfitto invece di questo momento, lei giustamente ha detto il momento di acquisto. Ecco, io credo che noi siamo in un momento in cui sia importante concentrarsi anche sulla riduzione del conferimento, riduzione dei rifiuti che produciamo. Quindi l'invito è anche quello di evitare imballaggi troppo corposi o inutili, soprattutto se inutili, perché ovviamente se sono necessari si possono fare, ma l'importante è che ci concentriamo anche sul fatto che a volte utilizziamo carta, plastica, anche quando non è necessario. E se volessimo infine anche dare un consiglio pratico a tutti coloro che vogliono iniziare proprio dal loro piccolo per iniziare a fare la differenza e la differenziata? Farlo in modo sistematico, è una questione culturale, i ragazzi ora sono molto sensibili, noi lo promuoviamo in tutte le nostre occasioni, nelle scuole ma anche in ogni nostra campagna. Il consiglio pratico è di impiegare quei pochi secondi che servono al momento in cui si conferisce un rifiuto per gettarlo nel giusto cassonetto. E spostandoci anche nella zona dell'Isontino, insieme al direttore generale di Isontina Ambiente Giuliano Sponton, continuiamo a parlare di rifiuti. Cosa succede quindi anche quando viene gettato un rifiuto nel cestino corretto? Viene gettato tutto nello stesso posto, poi viene raccolto e gettato tutto nello stesso posto, o è una leggenda che possiamo sfatare? Allora, questa è una leggenda, una triste leggenda che dobbiamo sfatare. Deve essere l'occasione per sfatare un falso mito, che appunto non ha senso fare la raccolta differenziata perché tanto poi tutto viene buttato nello stesso posto, magari a bruciare. Non è assolutamente vero. Fare la raccolta differenziata, oltre ad essere un obbligo, ha senso perché oggi esistono tutta una serie di tecnologie che consentono di dare una seconda vita ai rifiuti che noi produciamo. Quindi da operatore del settore garantisco che tutti gli sforzi che chiediamo, no, ai cittadini per impegnarsi nel fare bene la raccolta differenziata fanno sì che poi i flussi di rifiuti che vengono prodotti da questa attività vengono effettivamente avviati a recupero. Il fatto, ad esempio, sul nostro territorio di avere dei mezzi dotati di GPS, di pesa a bordo, di essere proprietari degli impianti presso i quali i rifiuti vengono avviati, ci consente di avere proprio di poter garantire, no, che il rifiuto venga effettivamente avviato a recupero, perché lo possiamo tracciare dal momento in cui l'utente, il cittadino, lo conferisce al di fuori della propria abitazione fino al momento finale nel quale verrà gestito, verrà trattato all'interno dei nostri impianti. Quindi assolutamente bisogna fare la raccolta differenziata ed è uno sforzo che produce degli effetti positivi non solo per l'ambiente ma per noi tutti. E anche nella zona di Gorizia dell'Isontino c'è qualche strumento che può essere utile ai cittadini per gestire e fare il tutto al meglio? Beh, certo. Noi ci divertiamo ormai ad utilizzare i social, ma soprattutto le applicazioni, quindi anche noi come Isontina Ambiente abbiamo un'applicazione che è ISAP, che consente ai cittadini di avere non solamente tutte le informazioni a portata di mano sui servizi che eroghiamo, quindi gli orari dei centri di raccolta, il calendario, perché essendo un servizio di raccolta porta a porta ovviamente il cittadino deve rispettare, no, le giornate di raccolta, ma consente anche di fugare, di superare eventuali dubbi che
potessero insorgere nella corretta, no, destinazione del rifiuto. Quindi con la riciclopedia è possibile, diciamo, digitando una qualsiasi tipologia di rifiuto, andare a ottenere le informazioni sul corretto circuito nel quale il rifiuto deve essere inserito. Addirittura è proprio il contributo dei cittadini, no? Le richieste che vanno a fare, che ci consente poi quotidianamente di arricchire, perché sappiamo tutti che di rifiuti, di oggetti, di materiali ne spuntano sempre di nuovi, e quindi spesso c'è veramente l'imbarazzo da parte del cittadino nel sapere, no, quale sia la corretta differenziata da fare. È importante rimanere sempre aggiornati in un qualsiasi campo, sia dal punto di vista del consumatore che dal punto di vista anche dell'organizzazione. Ritorniamo al tema, parliamo di plastica, parliamo anche di etichette. C'è un modo anche per capire se un corretto acquisto a monte possa aiutarci anche a gestire al meglio la nostra raccolta differenziata, e se sì, in questo caso quale potrebbe essere, e come facciamo a capire di aver fatto tutto nel modo corretto? Beh, allora, sì, la plastica è una filiera piuttosto complessa, nel senso che devo ammettere che tra le tipologie di raccolta differenziata che andiamo a proporre, a chiedere, no, ai nostri utenti, ai nostri cittadini, è quella che richiede, forse è la meno immediata, quella che forse richiede un maggior sforzo, una maggiore attenzione, perché sì, sulle varie confezioni riusciamo a individuare, se andiamo a cercare, no, quello che è la tipologia di polimero poi che va a costituire il materiale che andiamo a recuperare. Quindi è sicuramente un po' più complessa, però andando ad individuare sull'etichetta, andando a leggere, no, la tipologia di polimero, poi la si conferisce in quello che è il circuito dell'imballaggio in plastica, nel nostro caso plastica e anche lattine. Parlo di imballaggio in plastica perché quello che è l'oggetto della raccolta sono proprio i contenitori, devono essere tutti quegli oggetti che sono serviti a contenere una merce, a trasportarla, a proteggerla, a venderla, quindi tutto il packaging e tutto quello che serve anche a fare marketing. Viene quindi raccolto all'interno di un sacco e poi portato all'impianto di selezione, dove sì, lì c'è la tecnologia che interviene ed eventualmente va a correggere eventuali errori che l'utente potrebbe aver fatto nel magari non aver riconosciuto correttamente la tipologia di plastica, e con tecnologie molto avanzate quali i lettori ottici si vanno a separare poi le plastiche nelle singole componenti in base a quello che è il polimero, che poi verrà trattato in maniera poi proprio fisica, no? Presso l'impianto di destinazione finale, che andrà a recuperare effettivamente quella materia per diciamo produrre materia prima per alimentare nuovi processi produttivi. E quindi possiamo dire veramente che c'è un doppio controllo, c'è qualcuno che riesce anche a controllare quello che noi facciamo per arrivare a un risultato proprio a 360 gradi? Beh, assolutamente sì, è un controllo che avviene non solamente già in fase di raccolta, perché già l'operatore viene formato per poter così intuire, individuare se l'utente ha diciamo conferito il rifiuto nel corretto circuito di raccolta, ma poi c'è il controllo più importante, quello che fanno gli operatori presso l'impianto quando il camion, il mezzo scarica i rifiuti, e quindi lì è possibile diciamo intercettare eventuali rifiuti impropri, e poi sarà la tecnologia o la selezione anche manuale degli operatori che va diciamo a separare la plastica, in questo caso plastica, nelle varie componenti, ad individuare quindi eventuali materiali non impropri che dovessero essere finiti in questo circuito. C'è infine un consiglio finale, un consiglio pratico che Isontina Ambiente vuole lasciare anche a coloro che vogliono fare la raccolta differenziata in modo corretto? Beh, assolutamente sì, che bisogna assolutamente impegnarsi in quelle che sono il rispetto delle regole della raccolta differenziata, perché fare la raccolta differenziata non soltanto è un gesto nobile che consente di consegnare un mondo migliore alle future generazioni, ma anche diciamo una valenza economica, perché va a sottrarre rifiuti che diversamente costituirebbero un costo non solo economico ma anche ambientale, per andare a valorizzarli e dare nuova vita ad oggetti che appunto possono ancora essere recuperati e riutilizzati. E sempre sul tema plastica siamo ora insieme alla dottoressa Cristina Sgubin dell'Osservatorio regionale dei rifiuti ARPA FVG. Parliamo ancora dell'importanza, del perché è importante conferire soprattutto anche le plastiche in modo corretto.
Sono comunque oggetti creati a partire da materiali preziosi, nel senso che si formano dopo molto tempo nell'ambiente, tipo il petrolio. Hanno un tempo di vita molto corto e quindi è un assurdo sprecarli. Bisogna dargli una nuova vita, bisogna utilizzare fino in fondo queste materie che appunto hanno questa prerogativa. Cerchiamo quindi di non disperderle nell'ambiente, ma di conferirle in modo giusto, anche perché essendo degli oggetti molto durevoli, durano molto più di noi. Una volta gettati nell'ambiente permangono per molto tempo, grazie all'azione del vento, del sole, si degradano, si frammentano e quindi diventano ancora più difficili da intercettare e recuperare, e quindi bisogna per forza fare la raccolta differenziata per noi, per il nostro pianeta. Dal punto di vista pratico anche voi analizzate il modo, ARPA analizza il modo corretto anche il modo in cui vengono conferiti i rifiuti in regione. In che modo anche dal punto di vista pratico, dicevamo, vengono effettuate queste analisi? Dal 2014 abbiamo iniziato a fare le analisi merceologiche all'interno degli impianti di ricezione del rifiuto, quindi analizziamo i sacchi dei rifiuti che arrivano provenienti da specifici camion, da specifici comuni, e cerchiamo di capire quanto materiale poteva essere ancora recuperato, avviato recupero, nel senso che i cittadini molto spesso conferiscono erroneamente i rifiuti all'interno o le raccolte differenziate o del secco residuo. Queste analisi partono proprio per dare un supporto ai gestori, ai comuni, per sponsorizzare, per avviare azioni di comunicazione che mettano davanti agli occhi dei cittadini quello che si può fare di più. Abbiamo visto in tutti questi anni che moltissime le frazioni recuperabili, quindi si trova sempre la carta, la plastica all'interno del secco, e nelle frazioni differenziate è presente anche una certa quantità di scarti, cioè di oggetti che sono stati conferiti in modo erroneo, e quindi bisogna tanto lavorare. Lavorare come fate voi anche, oltre che nella parte pratica per insegnare, anche per un po' dare qualche consiglio a tutti i cittadini che arrivano per l'appuntamento con Rifiuti in Piazza. Rifiuti in Piazza nasce appunto per mettere davanti dei cittadini l'evidenza di quella che è la raccolta, quindi veniamo in piazza e guardiamo con mano quello che abbiamo fatto, perché tutti pensano di aver fatto bene, tutti pensano che a casa fanno benissimo, poi quando poi ti vedi lì e trovi davanti per tuoi occhi delle cose che forse anche tu hai fatto, allora cominci un po' a pensare, perché bisogna un po' meditare su quello che bisogna fare, bisogna le scelte giuste che facciamo nel momento in cui conferiamo l'oggetto che non desideriamo più in un determinato frazione o nel secco, nelle raccolte differenziate. Riflettere è essenziale, ci aiuta anche a poi agire nel modo corretto, cosa che fanno soprattutto anche i giovani con cui voi lavorate tanto, che poi possono essere anche loro gli ambasciatori per una corretta gestione dei rifiuti. È proprio così? Certo, l'ARPA è impegnata nell'educazione ambientale, quindi ci sono molti miei colleghi che si occupano di fare educazione dalle scuole primarie fino alle scuole secondarie di secondo grado. Ovviamente i giovani e la scuola in questi anni hanno costruito dei percorsi ormai consolidati, quindi i ragazzi sono bravi, sono ricettivi. Bisogna però ancora non dimenticare di lavorare sugli adulti, purtroppo. E siamo arrivati alla fine anche di questa seconda puntata di Rifiuti Zero. Vi ricordo che tutti gli appuntamenti li trovate sul nostro sito radio.zero.it e pagine social. Vi ricordiamo di rimanere sempre informati e aggiornati anche sulle app e sui siti dei gestori di competenza in Friuli Venezia Giulia, e continuate a seguirci per dirigerci insieme verso una regione più sostenibile.